Il 29 agosto, cioè 2 settimane prima del suono della campanella per docenti ed alunni, il Comitato Tecnico Scientifico analizzerà i dati epidemiologici nel Paese e farà un bilancio regione per regione decidendo in quale zone posticipare le lezioni in presenza e riattivare la didattica a distanza. Questa è la prima novità emersa nelle lunghissime riunioni ministeriali che non tutti gli studenti potrebbero tornare in classe il 14 settembre. Si sta valutando infatti la possibilità di riaprire le scuole in modo diverso nelle varie regioni italiane, a seconda dell'andamento del contagio. In queste ore il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce per fare il punto sull'uso delle mascherine a scuola e fornire le linee guida sui casi di eventuali positivi nelle aule, definendo, se necessario, come affrontare gli spostamenti degli alunni e del personale sui mezzi pubblici. Il Comitato Tecnico Scientifico oggi ribadirà anche che le mascherine sono da considerare una misura emergenziale perché il distanziamento fisico rimane uno dei punti più importanti nella prevenzione. Il tema scuola è al centro dei problemi del governo e coinvolge milioni di famiglie, anche se le risposte ai tanti chiarimenti sono confusionari e complicati. Cosa succederà se uno studente o un professore dovesse avere una febbre superiore a 37,5 mentre si trova nella struttura? Il protocollo prevede una sala Covid, cioè un locale interno ad ogni istituto che dovrà essere predisposto ad ogni preside per l'accoglienza dei casi con sintomi, individuando per ogni istituto i referenti per il coronavirus. Quando invece si verificherà un alunno sintomatico, sarà il docente ad avvisare il responsabile che avvertirà i genitori. Sarà successivamente alla famiglia, con il medico naturalmente di famiglia, ad attivare l'azienda sanitaria per effettuare il tampone. Se positivo, il referente scolastico fornirà alle ASL i nomi di alunni e docenti che sono stati a contatto con il ragazzo 48 ore prima dell'insorgere dei sintomi. I compagni e i professori saranno messi in quarantena per 14 giorni dal momento dell'ultimo contatto. Verrà ripristinata la didattica a distanza e le scuole sanificate. Lo studente tornerà in classe solo a guarigione avvenuta, cioè dopo 2 tamponi negativi a distanza di sole 24 ore. Altro capitolo riguarda i mezzi di trasporto. Le regioni in Italia sono preoccupate che la riduzione del numero degli alunni crei difficoltà, ritardi e disordini nelle scuole e tempi molto lunghi. Allo stato attuale le regioni stanno valutando diverse opzioni alternative all'interno dei mezzi pubblici che saranno vagliate dal Comitato Tecnico Scientifico per il parere definitivo. Vedremo comunque nei prossimi giorni cosa succederà.